Il primo mese dell'estate 2026 è trascorso senza grandi problemi per quanto riguarda il traffico marittimo nel Golfo del Tigullio. I diportisti, numerosi visto il periodo, hanno assimilato anche le nuove regole che disciplinano l'approdo nel porto di Santa Margherita Ligure. Non ci sono state particolari criticità, anzi l'estate allo stato attuale volge nel migliore dei modi. Continueremo in ogni caso a vigilare appunto sul rispetto delle ordinanze e sulla normativa vigente. Oltre alle imbarcazioni private si è intensificato il traffico marittimo per quei servizi che sono tipicamente collegati ai flussi turistici. C'è anche appunto il flusso dei traghetti con a bordo i turisti che effettuano le tratte Portofino, Rapallo, Santa Margherita Ligure, San Fruttuoso. Questo è un traffico che giornalmente impegna il porto di Santa Margherita Ligure, oltre poi invece la parte esterna, la rada esterna, quella delle navi da crociera. Una delle principali novità del nuovo regolamento del porto di Santa Margherita Ligure riguarda il molo Maloncello, dove attraccano i traghetti turistici e in prossimità del quale è stato istituito un canale di sicurezza, all'interno del quale non possono ormeggiare altre imbarcazioni. In questo canale è vietata appunto l'ancoraggio per garantire appunto l'approccio a questo canale in tutta sicurezza. Infatti possiamo vedere che c'è la nostra motovedetta, il nostro Bravo 144 che è intento a controllare la posizione delle unità che ancorano nella rada interna e l'eventuale presenza appunto all'interno di unità che potrebbero causare problemi alla sicurezza della navigazione. Altro capitolo riguarda le navi da crociera, ne sono attese 170 al largo del Golfo Marconi. Anche questa attività impegna la Capitaneria di Porto. C'è la verifica da parte della sala operativa del corretto impiego della rotta di avvicinamento, della corretta zona di ancoraggio, ma non solo questo, c'è anche il controllo sul rispetto ambientale. Infatti i tre comuni, il comune di Rapallo, Santa Margherita e Portofino, hanno un referente ambientale che durante tutto il corso della stagione estiva verifica appunto eventuali inquinamenti che attualmente non ci sono mai stati attualmente nelle stagioni passate.